L'amore a Venezia non viene vissuto soltanto dal punto di vista sensuale, ma viene vissuto proprio come un coinvolgimento totale della mente e del corpo, quindi la giocosità, la follia, ma la grande intensità dell'amore che come si può vivere solo in questa magica città, che è la città dell'amore. Eccolo il tema del Carnevale 2020 che inizierà l'8 febbraio, il gioco, l'amore e la follia. 3 temi diversi, ma che uniti possono dare un esito scoppiettante proprio come sarà questo Carnevale, che vede un nuovo direttore artistico, figura in realtà già operativa da tempo a Venezia, Massimo Checchetto. Il tema è un suggerimento per tutti quelli che vorranno venire a trovarci a Venezia e divertirsi con noi. Ovviamente il gioco con le sue regole, l'amore e la follia che seguono a ruota. L'amore e la follia sono due cose che spesso vanno a braccetto. Chi non ha fatto una follia per amore, penso tutti, però poi c'è il gioco detta le regole e quindi siamo pronti a giocare tutti insieme. Direi con questa edizione più che con altre è riuscito nell'operazione non facile di uscire da decennale immagine un po' troppo legata al Settecento che ha caratterizzato i primi carnevali fino anche a una decina d'anni fa in modo caratteristico. Poi c'è stata questa evoluzione un po' coraggiosa e questo cambiamento che quest'anno trova questa nuova declinazione, direi affascinante. Non mancheranno le novità, anche se sono state svelate solo in parte. La prima è proprio in onore dell'amore. Ci sarà un giorno in più, il 14 febbraio, giorno di San Valentino. Poi degli ingressi nuovi di artisti particolari molto interessanti che si vedranno soprattutto a Rio di Canareggio. I palchi sono dei palchi progettati anche da un punto di vista altamente tecnologico, quindi poi questo lo vedremo più avanti. E poi abbiamo un fiore all'occhiello, secondo me, che è il Carnevale culturale, dove ci sono delle proposte molto interessanti che spero vengano seguite, perché è un punto di vista molto curioso sul Carnevale di Venezia.